La questione dell'albero, noi facciamo un piccolo chiarimento perché si è creato non poco rumore intorno a quest'albero. L'albero è stato abbattuto ed è il problema non il fatto che sia stato tagliato un albero, che era sicuramente malato. Il problema è che il giorno in cui abbiamo visto che si era rotto un ramo dell'albero, abbiamo chiamato la municipalità e l'assessorato all'ambiente segnalando il problema. Il presidente Chirico ha segnalato il problema a sua volta chiedendo di non tagliare l'albero in modo tale che si potesse vedere se si poteva curare oppure sostenere con dei tiranti in qualche maniera, e quindi c'era un dialogo istituzionale tra cittadini, associazioni, municipalità e comune per poter capire come fare a risolvere il problema di questo albero, che sicuramente era malato ma non è che era pericolante, stava per cadere. Di conseguenza il problema di quest'albero è sorto nel momento in cui il dialogo istituzionale è venuto meno, per cui tutto quello che riguarda l'ascolto e quello che riguarda la partecipazione della cittadinanza attiva e la condivisione dei problemi in questo senso hanno perso di valore. Quindi questo è il problema dell'albero a Largo San Giovanni Maggiore.